Questo progetto ci ha permesso di intercettare tutta una serie di situazioni e di fragilità che oggi portano a queste novità. Allo sportello di ascolto per i ragazzi, attivato con il progetto Mediazione del Comune di Mogliano Veneto, si sono rivolti nel 2022 44 studenti dell'Istituto Minerbi, 40 del Mandela. In tutto sono stati attivati 114 colloqui. Parafrasando, ogni settimana almeno 2 studenti venivano ascoltati. Un progetto che riparte rifinanziato con 40.000 euro anche per il 2023. C'è stato sicuramente un aumento della visibilità di situazioni di fragilità, di difficoltà nell'affrontare le difficoltà, scusi il gioco di parole, e quindi di disorientamento. Questa mattina la collaborazione tra istituti scolastici, comune e cooperativa La S è stata formalizzata con un protocollo d'intesa. Modalità operative, ruoli, coinvolgimento in caso di necessità di altri servizi territoriali sono stati messi nero su bianco. La novità del protocollo d'intesa, al di là dell'aspetto chiaramente educativo, è quello di riuscire in qualche modo a superare i lacci che comunque la burocrazia mette per essere molto più efficaci e molto più tempestivi per i ragazzi. Il protocollo di fatto consente agli assistenti sociali di entrare in gioco senza che siano le famiglie a chiederlo in maniera volontaria, ma mettendosi in ascolto proprio dei ragazzi attraverso lo sportello.